E come spazi alla rubrica Gnovis dal Mont. Cominciamo dal Brasile, il 22 di aprile l'ingegnere José Zanella è stato nominato agente consolare onorario d'Italia a Santa Maria in tal Stato dal Rio Grande do Sul in Brasile a fa di presidente alla cerimonia che è stata fatta al consolato generale italiano a Porto Alegre. È stato il console Roberto Bertotte. L'agenzia consolare di Santa Maria è chiapedente i 33 comuni della zona centrale del Stato più meridionale del Brasile, d'ogni dal confine con l'Argentina. In questa regione ci sono grandissime presenze di discendenze di immigrati italiani, massime furlans, venez, emilians, romagnui e lombards. Zanella, lei si è Ivonska, veniva dal Friuli, il presidente dal 2001 dal Circolo Furlan di Santa Maria, il fogolar Furlan più importante dal Brasile. Come in pensione, ha insegnato per 32 anni, stand che professore all'Università Federale di Santa Maria. E Zanella, al suo intervento alla Pandù di essi, un'evore onorata dall'incarghe alla ringraziata di Stato italiano, ma anche la sua famiglia, la femmina Maria Elena e i figli Cristina e Matteus. Ricevo questo incarico a seguito di molti anni di lavoro volontario rivolto alla comunità italiana di Santa Maria. Desidero condividere questo momento con tutti coloro che mi hanno aiutato a ottenere risultati sempre migliori per la comunità italiana locale. Importante successo istituzionale per il fogolar Furlan Southwest, che chiapedente rappresenta i Furlans che sono stati in Stati americani dal Texas, dall'Arkansas, dalla Louisiana e dall'Oklahoma. L'associazione ha legittimato la sua presenza dentro delle istituzioni italiane dopo il riconoscimento ufficiale dalla condizione di associazioni italiane che gli è stato dato poco tempo in dal consolato di Houston. Il fogolar ha partecipato in maniera attiva all'elezione dei comitati italiani dal essere vantadore di fare leggi in dall'organismo il vicepresidente Andrea Cudin. E tale lista dal comitato si è aggiuntato anche un altro rappresentante dal fogoral Furlan Southwest, il soci Richard Rett. Con di più, in 9 aprile, l'ambasciatore italiana Mariangela Zappia ha invitato all'ambasciata di Washington il presidente del fogolar Gaetano Fabris per partecipare ai lavori congressuali per l'elezione di 2 rappresentanti dal Consiglio generale da italiani dal Forest per la zona dai Stati Uniti. E alle dute in chiappato sgnot, con noi si torna a Iodi domani sera. Arrivi Odi, si mandi e buone serate.